E ora ascoltiamo la recensione proposta dal professor Francesco Rognoni del libro per ragazzi Operazione Canarino di Sergio Ferrero. Professor Rognoni, oggi è qui per presentare il libro di Sergio Ferrero, Operazione Canarino. Perché da leggere questo libro? Allora, questo è un libro molto curioso. Non so se qualcuno di voi, degli appassionati della nostra trasmissione, si ricorderanno che un anno esatto fa abbiamo presentato un pochettino tutta l'opera di Ferrero, che è uno scrittore molto serio, uno scrittore per adulti, che era morto da poco. E subito dopo la morte abbiamo aperto il baule delle cose che aveva lasciato Ferrero e abbiamo trovato una quantità di inediti, e tra questi inediti abbiamo trovato anche questo libro che voi vedete qua dietro, vi faccio vedere io qua, ecco. Questo libro che invece è un libro per ragazzi, è vero, Ferrero non ha mai scritto libri per ragazzi. Di nuovo, chi segue la nostra trasmissione magari si ricorda che l'anno scorso abbiamo parlato di una raccolta di saggi dedicati ai libri per l'infanzia. Però erano saggi, non erano romanzi. E invece abbiamo trovato questo libro fatto e finito, non abbiamo dovuto cambiare neanche una virgola, addirittura aveva delle illustrazioni che purtroppo non sono state riprodotte in questa edizione. Scritto nel 1967. L'unica cosa che mancava era il titolo. E infatti questo titolo che viene dato adesso, Operazione Canarino, è un titolo redazionale che probabilmente, che speriamo aiuti il libro a essere diffuso, perché i redattori sanno il loro mestiere, insomma, e viene pubblicato dalla Salani, che se non mi sbaglio è la stessa casa editrice di Harry Potter, quindi sanno che cosa vogliono i ragazzi. Noi abbiamo visto che Ferrero nel 67 si è riletto tutto Dickens, che di nuovo uno scrittore sia per adulti sia per ragazzi. C'è un famoso romanzo di Dickens che in traduzione italiana si chiama La bottega dell'antiquario. E vi dirò che io che l'ho scovato e altre persone che l'hanno letto avevamo detto chiamiamolo La bottega del restauratore, richiamandoci al libro di Dickens, perché questo libro parla di un restauratore e parla fondamentalmente della storia di due ragazzini a Milano appassionati di letture d'avventura che decidono di vivere un po' vicariamente un'avventura. Il libro è estremamente delicato. Questi due ragazzini conoscono questo restauratore e poi da lì parte un'avventura legata allo sviluppo dell'amicizia col grande, quindi un pochettino il rapporto del ragazzino che cresce nel rapporto con una persona adulta, è vero. C'è stata un'eccellente recensione che ha fatto Fulvio Panzeri. Fulvio Panzeri è un critico letterario, era anche amico di Ferrero, di cui vi leggo le ultime righe. Dice: a volte il tempo gioca uno strano destino ai libri, li fa uscire quando il loro messaggio è dirompente. Ferrero ci mostra l'alternativa al vuoto educativo di oggi, mettendo in luce nel racconto valori importanti per adulti e ragazzi, il rispetto e l'amicizia per le persone anziane, la necessità di conoscere prima di giudicare, l'importanza di aprirsi agli altri e di diventare cittadini del mondo. Queste cose non le racconta più nessuno, solo Sergio Ferrero, tanto che questo libro diventa il suo testamento morale, con l'eleganza del gran signore e il savoir-faire innato nel guardare il mondo e la realtà degli uomini. Cioè, vi dirò che a questa presentazione doveva venire uno dei più vecchi amici di Ferrero, che abita a Parigi ed è stato bloccato dalla Nube irlandese, quindi mi ha mandato una mail nel quale dice una cosa che secondo me è molto giusta rispetto a questo libro, cioè dice che non è tanto un libro per ragazzi, l'unico libro per ragazzi scritto da Sergio Ferrero, quanto l'unico libro nel quale Sergio Ferrero, come dire, ha liberato il ragazzo in sé, è vero, e ha raccontato così come racconta
un ragazzo. Ecco, e questo mi sembra un'osservazione molto giusta, e forse è per questo anche che è un libro gradevolissimo per gli adulti e non soltanto per i ragazzini. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:30 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.